Segretario, che lettura dare di questo ennesimo attentato? Ma è una lettura che sicuramente è un'escalation, perché si è passati dalle molotov all'esplosivo e quindi questo è un qualcosa che preoccupa, soprattutto in virtù del 150 anni della città di Vittorio Veneto, ma in previsione anche del centenario della Grande Guerra. E questo non è un attacco politico, è un attacco alla città, ai suoi cittadini, a quello che rappresenta Vittorio Veneto, e quindi chiedo naturalmente al prefetto e soprattutto al ministro Alfano che faccia luce su questi episodi, perché la città e i suoi cittadini non meritano questo. Lei è stato sindaco qui a Vittorio Veneto, che idea si è fatto? È una faida interna, sono indipendentisti, da dove nasce questa voglia, diciamo così, di destabilizzazione? No, gli indipendentisti assolutamente no, sono persone che vogliono la libertà del Veneto, ma la libertà si conquista con il voto. Qua sono frange dell'estrema extra parlamentari, e quindi qua bisogna che le forze dell'ordine, ma soprattutto il prefetto, che oltre ai profughi deve pensare anche all'incolumità dei cittadini, perché questo è stato un attentato, non è stato un attentato incendiario, è un esplosivo, e quindi è un salto di qualità